Una cerimonia che solitamente si celebra nel periodo natalizio della comunità ebraica. Bene binaye meshmona kaushiru renanim bene binaye meshmona kaushiru renanim. Anche gli ebrei e i simpatizzanti dell'ebraismo hanno festeggiato a Cagliari il Chanukah, un momento di comunione di tutte le famiglie di origine israeliana. Tanti curiosi per una cerimonia che per la prima volta si svolgeva nel capoluogo, accensione delle candele e lettura di alcuni versi dei padri insieme a qualche canto intonato a cappella. La cerimonia si è svolta al bastione di Santa Croce, proprio vicino al ghetto degli ebrei, quel gruppo sparuto di case dalle quali pure dovettero fuggire i residenti nell'isola di origine ebraica. In Sardegna è la prima volta che si celebra questa cerimonia in pubblico, ma è usanza nelle altre comunità di tutto il mondo pubblicizzare, proprio per il valore della libertà, questo evento storico che al suo interno comprende anche dei miracoli. Pochi che vincono contro i molti, la prevaricazione che vince, che perde contro la voglia di libertà. Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu leadlik ner shel Chanukah. Amen. Questo lo sapete dire. Che è uguale. Le comunità ebraiche italiane sono organizzate su base territoriale, in particolare il territorio di Cagliari e quello di tutta la Sardegna fa capo alla comunità di Roma. E quindi le persone che sono qua formalmente si riferiscono alla comunità di Roma. Essendo ancora molto in pochi non c'è un'attività organizzata. E questo succede in realtà anche in altre parti d'Italia, dove a poco, grazie all'intervento di persone della comunità ebraica italiana, in particolare dei rabbini, si è cercato di fare un recupero delle radici ebraiche delle persone che stanno in particolare nel meridione italiano, che anche in questo caso fa riferimento per esempio alla sola comunità di Napoli, che quindi abbraccia tutto il territorio che sta a sud di Napoli. Le radici ebraiche della Sardegna datano dal basso medioevo. La presenza degli ebrei è attestata in documenti che sono stati ritrovati dagli studiosi, in particolare dell'Università di Cagliari, e si è proseguita anche con comunità molto fiorenti, localizzate non solo a Cagliari ma anche ad Alghero, ad Oristano e in altre Sassari, in altre parti della regione Sardegna. Ricordando però che la Sardegna era sotto il dominio spagnolo nel 1492, gli ebrei che abitavano a Cagliari subirono le conseguenze della cacciata dell'editto di cacciata degli ebrei, e quindi furono costretti ad allontanarsi improvvisamente, come capitò anche in altre parti del dominio spagnolo. Alcuni lasciarono la città, è documentata per esempio la partenza di circa 70 famiglie che vivevano qui a Castello, che si dispersero nel resto del Mediterraneo. Cambiamo decisamente